la vai, la vai, la vai, la vai. La vai, la vai, la vai, altra costai, la vai, altra costai, poi prendi su il danai, la vai, la vai, la vai, altra costai, la vai, altra costai, poi prendi su il danai. Sono sponatura, posso mondo sempre greu, e non vita i videos, di bogao, sa mistura, la ballando croci, salirchia si vai capai, come rendi gisuali, non salire le serpenti. E causu, o su pezzo e su pipio, a che ancora paga di narao su buoni intenti, a che ancora paga di narao su buoni intenti. La vai, la vai, la vai, a costai, la vai, a costai, poi tendi su che danai, la vai, la vai, la vai, a costai, la vai, a costai, poi tendi su che danai. Saluti buona gente e bene gattaus. Levati mia e levati di loro questa compagnia. Oggi sono rimasto in questa braccia del Guasile, vi contai una storia antica, una storia che appartiene a questa terra nostra, a gente nostra, a tradizioni nostre. Andai mi conta sempre, di ascoltai, imparai e torrai a contare le storie nostre, o voglio comprendi meglio su cosa dei satus. Dunque se siamo noi oggi, così contai la varia storia di un pastori che non conosceva né scuola, né pinna né libros, ma conosceva me da questa scuola della vita. Questo pastori è Paddori. Poi scarescendo me. Poi, dopo andai a trovare il fievetto, figlio mio, che ora ne fai su sodrau, di terra prima, di Prallemmo. Poi dentro un cicchetto me lo coeo, e a molto gravito. Se esti io pesi intervenni, mi fai la presa in meta. Poi devo andare a stazione, a figlio mio arriva da questo treno sueti. A Sibì plus a trati. Adios. Benedetta Sardegna, dove anche i treni sono lenti, 10 minuti che aspetto invano. Ma che dico 10? Forse son già 20. Ah, benedetta Sardegna, sarà più di mezz'ora che aspetto invano questo treno lumache ancora non si fa vedere. Non vedo l'ora di rientrare a Torino. Torino sì che lì tutto funziona, a Torino sì che c'è divertimento. O come questi luoghi, dove spesso si ha a che fare con gente rozza, superstiziosa, e che parla una lingua incomprensibile. Intanto sono passati almeno altri 5 minuti ancora. Beh, ci adeguiamo, che dobbiamo fare? Attenderemo.
vai Virlettus. Là, capo di manda a Susannori. Compadessa Susannori che ti faccio una porposta. Anche se fa anche Virlettus che da più venni il mio via perduto a fare il suo sotrao, là, da terra prima. Dove del giù, cicche di mugueu, o gravite del rusto, se sti io dentro bene, stai pure, vuoi bene, vieni a fare i pregi in meta. Ma comprendo. Ma noi si fa anche i Virlettus. Ah, intendete dire i biglietti? Sì! Buon uomo. A momenti non la capivo. Sì. Guardi, niente di più facile. Qua, presso quello sportello. Ma questa specie di cassaroppisi? Sì. Ma io comprendo. Salute. Che nervi. Devo pensare che fu poco assai marrons. Va, andate, approccia tu biglietto che ne più vendi via vedi da fare su sotrao. Ha fumato gravitto e 200 cicchetti me lo vuoi auguro a testa. Approcciala. 10 centesimi. Tu 10 centesimi. Chi vuol ogni pimpire può peri, obblighi non hai 10 centesimi. E se accabata il seno diventa milionista. Da barra che volta sta ciccerra cramata. Suona, tattori, suona. Sono una che dei fammi. Sono fame e ci andrio, che se c'è papà, sa muovere su bestio. Capo non prende susato, no? La banca milanese ha fallito e si accorderà solo per il 5% ai possessori delle azioni. Ma povero me, sono rovinato! 50.000 lire! Che sta arrabbiato. Ma la banca milanese ha fallito! Ha fallito! Ma che disgrazia! Ma che disgrazia! Sì, tu comprendo, sì, ma castiai, non c'è subito cristiano, siamo del Io giudo. vedo la mia fine. Sì. Una fine terribile! Lo so. Disastrosa! Ma non faccia da dici che mi dispiace, che c'è da passare, deve mica passare tutto. Sì, è la fatalità. Sì, la fatalità tutto travolge, sogni, speranze, progetti, tutto! Sì, oggi. Bisogna avere la mia fine. Forse sì, forse c'è una sola cosa che posso fare a questo punto. Sì, Un colpo di pistola. certo. Lo so. Sì, un colpo di pistola e boom! Boom. Tutti i miei tormenti svaniti. Accabavo. Sì. Capiresti proprio io. Povera la mia Gilda. Sì, è povera la mia mamma. Sì. Quanti dispiaceri vi ho dato, sì. Quante lacrime verserete a causa mia. Gilda. Ricordo il giorno in cui dimostrai l'amore che nutro per te. È dolce il ricordo di quel momento. Piaccia shock. Ma come posso tornare a casa e mostrare il mio fallimento? Ma come posso? Oh, basta, i miei giorni sono contati, sì, basta. Adesso non cade il martello. Sì, bisogna porre fine. Non ce n'è da parte. Oh.
Non si può dire. Sì, e quest'arma risolverà tutti i miei problemi. No, cosa non finite? No, ho deciso. No, Ho deciso. non si può dire di noi. Sono i carabinieri parascendo, vorrei che mi ospiti. Non lo posso fare, un gesto del genere accorcerebbe i giorni di vita della mia povera vecchia madre. E che ne sarebbe di G? Per l'amor mio, no, non lo posso proprio fare. Ecco, per intanto manderò un telegramma e poi si vedrà, sì, un telegramma e poi si vedrà. Ma ci usaste? E non fatti su di stata rovinata da femmine rifugiate per ci curriazzo e gente per toccare che gustano circa mai molti e già non capirlo. Che nasce a Salnore con conca tutto. Buon uomo! Dai, non bravo questo, già mi dimostri sciacquo tutto. Siete voi, non vi avevo riconosciuto. Salve, buon uomo. No. Stasera dice che abbiamo fatto nudo, non mi cicchi. Buon uomo, abbiate pazienza, io non comprendo bene la vostra lingua, sono un forestiero e... Appena, Marco, sono brullo, che arrabbusato da un mullo siesta. No, ora comprendo, voi siete ancora turbato per il fatto di prima, no? No, non vi preoccupate, è stato semplicemente un qui pro quo. Che ha fatto? Un equivoco, insomma, capisce? Cioè, una buona novella è questa, insomma, io ho scoperto che in realtà la banca che ha fallito è la Banca Popolare Milanese, di cui non mi importa un fico secco, comprende? Io sono segretario di conto presso la vera banca milanese, sicché sono un uomo rinato. Lo so. Pensi, è persino tornato l'appetito. Ah. Pensi un po'. Infatti vorrei chiedere una semplice informazione ecco, rispetto a qualche luogo che ci sarà pure da queste parti dove si può desinare un poco, insomma, ecco, qualche luogo, ecco, una trattoria, insomma. Ecco. Sì. No. No, sì, no. Non si comprende cosa pare, di una guarda mi risponde il cibuto. Si decida. Sono ridicchio, ma stavo in conca però. Ma che dite, siete pazzo? Che so di un lazzo siesta, che va tu a sentire molto e apposta si tarrao. Guardate bene, io non conosco la vostra lingua, ma comprendo benissimo le intenzioni. Io sono un gentiluomo, se non vi comportate da tale anche voi, ve le insegno io le buone maniere, avete capito? Ignorante! Con chi si pisa così? Si dimostra un mandeo arguai! Zitto! Carraffia del suo visito, sanno rede un prupato. Prendetevi! Tocca! Via vedo! E sto ripendo via vedo! Via vedo! Ah, ma adesso tiravo! Via vedo! È codardo per giunta. Roba da Sardegna mia, torno in paese pregiato, dalla Sicilia ridente, ero facendo il soldato, mi sono allitterato. Sardegna mia, dal cuore fin alle entragne, l'amore mi corrisponde, che di pepe da furgente mi voglio imbrassato. Via vedo! Padre! Il desintragna che sta di braccio chiuso! Gesù Sanore! Via tra le vostre braccia mi intende per cuccottare tutto il cuore! Parde! Bello, e che non comprende questo linguaggio! Dite Parde, come sta la Marde? Matti? Matti è un motta! Motta?
No, padre, non la mesculiare la madre con la scrofa. No, che non mi stullo, sa madre con sa coppa, Che no. belliciamento, padre, mi intendo tutto scommosso e parlare più non posso. Ditemi, la cara dolce speranza, la fulgente stella, come se la passa Pepeda. E Gesù dava sapere, Ah. e sti devatta pati saida che la grava sai me, là. Si capisce, padre, si intende. Eh. La ragazza manca non tenga studi, ci tiene intelligenza. Lo so. E l'intelligenza ha bisogno di aria, luce e calore, i tre fattori dell'umano consorzio. Don. E chi dà la comprende sul linguaggio mio vedo? Padre, Eia. io sono commente Garibaldo, l'irode di un mondo. Chiedelo su. Adempiuto il sacrosanto dovere della patria, torno solitario ed errante nella mia casa di Gua Maggiore, come Robinson Crusoe. Poi da Garibaldi del grisetto come te che occhi pavassi. Non li comprendo. Padre, io modesto sono, modesto fui e modesto sarò, Lo so. come un fiore che vivesse, vive e viverà, che ne deve vanno e che ne devi vanno. E gusto. E c'è nai, boh. Mi pare che non è manco a fieveto questo, tanto per sul Gastio, tu mi pare cambiato, ma in bellezza, hai un gravello un bairano, guarda. La bellezza non fa casa, disse un grande letterato. Ah, Il capo a parte non lo capite, perché ha bisogno di fare pratica col sillabario e complimento, come avete fatto io. Padre, marш, marcior, marches! Ah, Marco, Luca, Matteo, Teresa, Vasilisa, Santa Grecia. Là! Filho velho, são 3 anos que partiu a faz o soldado, e não está ancora no rau. Filho velho é filho mio, e Deus não dà come più. E per essa cantellompi, filho velho, Deus não fa ancora comprare su zucchero e su caffè. Poi anda che si arrosa d'acqua a comprare su zucchero. Antioca, e noi scesi! Ma mamma cara che sempre mi corrisponde nel volo, dove vi siete rincarnata? Vai, che sta andando a Santoviai, così da scampano! Ma la madre non è sempre assai il figlio venuto da prelevo. E lo so, ma castiai che sono Cristo mio bello! Padre, non posso stare senza la fisionomia dell'oggetto prelibato. Mi stravolto anche la madre. Aspettatemi qui, Un mentosi, figlio mio, con caprene da lento! In moglie da ben appare con sarratori, che a questo mancando scippiarissimo dovrete che samosi. E che non comprendi sul linguaggio arraffievi. Ma là, si è andata a servire sul re, a can qualcosa da servire. Te sta mai che ha fatto questa 3 alimentari, 3 anni e mezzo con su prete di Azerica. 2 anni e mezzo con su prete nostro. 3 mesi e mezzo con un coppaio bottacario. Non ve le ha mai Filippi ai tascini, non si nuda sempre vecchia savorretta. Poi fai cosa? C'hai cosa? Fievedo, allora non c'è più Fievedo, non si arrivava, no? Lo so, voi lui mi sta arrivando. Oh, io. E sta andando via, e sul rivio e fatto via fadita. E stavolta sta in mano. Siamo andati a comprare su zucchero e su caffè per salire a Fievedo, vicino adesso i brillanti, figlio mio. Altro che zucchero e caffè ti stai comprando. Ah, no? Itta che non tenza all'attello. Fueta d'Antonio e linguaggio, là, e commenti che sia dentro sul babbo Figlio mio, allora tu saresti stumponato, nada. Eh. Ingrassato, sesti. Ma non è peggio questo. E che ti è venuto? Visti, Non si spollinco di stavolta, già sei cosciente. O vianai, scoppetta, bonetta 2 spunta, zimitarra appena chi dà gemi da papà, io a braccia duretta. Ma, devono in crack. Ah, barra.
E ti osi? E mai che se sapatturò su i d'affetto e di consiglio. Capo, già comprendi, devi do in crasso. A varrà la siesta. Appuna un mai che se sapatturò su in antichi torre fievetto i d'affetto di consiglio. E poi a mente si avete in mente cosa mia. Non prometto, come il segno di oggi, due abiti si donne mai catali e viviruda, trunca se relazioni. Non sai, Sesi. C'è chi chiede cosa s'acconca e poi te. Trunca e citto. Ah, voita, omini santo, voita. Trunca dei no, nunca tu. Scopettare siesta! Ma devi buoni masa su di andare a campare verso. I scioli scristioni si abitano di sarchi. Ascoltate siesta. Tu ti giustisci che fievetto innanti tu braccai sul re, fate da sopra su Sabilia mai che tenia veduta. Perfetto. Siete causa novidadi? I pensi e siete sallasata a chi ti stai. Ascoltate siesta. Ormai che tenia mi da cinnau. Ed è una volta mi dirai sorriga a me, che questa schistione gente si scomprende. Mi è da cinau che è sì bello che Peppetta con fievetto a cabesci sagoie su mesi arrivi, su mandiatori e su accivi di essere. Ma devi su guardi di un capello. Arrebugiu, gaidotto. Ma che sei de brichida, Zeuso, questo fai che masciocco. E adesso lastima per perdere, scialavetta. Casi che noi sentiose fraccongia, guru. E da che sta andando. E di vanti, spengendo, pitti, che da stratoscia, da zancas. Bella merda. Castia, poi adesso buona così da appoggiare ad asu. Ma, avello là, ma vuoi me ne domo? Tu i macchimini vota se troveggio, su lui sei pretoccato, Peppetta, e buona, con ogni cosa. E tu sei pretoccato, ti do Ma ragione. toccavo, ma nada mi pago. Ma lui io porne a figlio lui, un Salomone ha resuscitato, un ciocco prende dal lento, ha fatto su sulla tavola, con tu ammazzare un re che tu entri che non ti manco gusto. Geinau che vero su di ciacracca un conca, ma gusto non t'ha rennesci. Adesso i fuochi di Antioca Bruccelli. Una cosa a toccare su sentito tu, per tu sei femmina, non ti posso manco una voglia di da tu, porta un degga da sposeo. C'hai che vuoi da morto su, e da malessi più sei tu patito a saluto. Dio, mo se ho becicetto e mi sudentavo, io ho cosa a moda saccarrai. E da cara zaccarrai, beccio visavi. Ehi, che c'è carro ancora? Sei riuscito a zaccarro ancora? Che devi che sempre da ora con che tu dici appunto spiricchino. E che di pazza t'ha scritto su, sbrego un giro, e ci tu dite, adocca. A suo marco, Dio mio, hanno pensato su dispregere una famiglia. Tu ti muore dispregere che la ruda campanile si sciolta da terra. Vai a cercare su capo del sacramento, devono entrare che Ah, ti barrata non ti gemma sta. E te su iois ancora. Sacci. Te giù cosa fai, te su iois. Sacci. Su scanna, canta. Tocca, mo finini che te giù cosa fai. Su scanna, costante da canta. E non avere sta con corona lì, ci stai di andare a gamba. Dopo una di muovi che te giù cosa fai. Che giustizia. Basta mia foto. Oh, Mi basta o non mi basta? oh, che sei freddo che sei. Mo il gesto le basare. Tocca, mo finini. Ah, lascia andare. Jimmy se vogliamo bella vita, dice mi ha fatto un figlio. Adoro questa questione. Dunque, se tu riuscissi a perdere sta quadrata andiamo su attaccare, non vero? Ehi, andiamo. Dove si vuole attaccare? Por rispetto a figli di passano selezioni d'ogni dì ed imparano a leggere e scrivere da terra. Parte selezione ogni dì ed impara a leggere e scrivere. Impari con suo figlio e suo significa, non vero? Dove pensa scummare? Santo Sebastiano mio, c'è in
pensa le cose. Ma coppai nostro. Ma non è nuda, sul mondo è male. Ma va d'ori, è bribanti e me la giù. Ma coppai che da battiamo è figlio tu. Le ruppe di osso si commettono altri a tutto, là. Ma adesso il resto. Quando sono recolo dei genici, su sacerdote, si vuole di suo genici ma in fronte. E ti pronuncia questo sacro suercio. Mementomono, qui provi sesti e provi terrebuto. E te onai uomini, un momento, a ragazzo dica, de brugli un sessi e brugli a satorrai. E noi cosa tricuai, gusto? Si mica non conosci sul latino, dalla tricuai gusto, che su coppai nostro, ma che battesimo che passi, con quanto deida non mi sprico meda, sattiai su gavizzoni e andai a furare in terra a lei. Ma vita tu, passauca, fra masoni, tu sei condannato, bievone, devo migrare che fievedo, arrangia tu. Che vai che già la terrai a passo. Nostra Signora mia, sta succedendo il lampo, su del Rufio, Sant'Avara e Santo Iaco, oso che votai si screde il lampo, oso che votai si screde c'è, non tocchi a fila leo, né in domo e né in susato. Sant'Avara e Santo Iaco, Gesù strida al cielo, Gesù, ma tu Maria Guda, se posto usare un conca. Gesù, tutta lui. Ah, Peppetta. E questo il mio cuore colpito, proprio colpito e quanto colpito. Di questo amore disventurato, diseredato e disfortunato. Ha ragione il proverbio che dice uomo chi va, donna chi resta, ma là sta la testa, come andrà? Arrivo qua, tutto pregiato, contento di poter ricontracambiare e di essere ricontracambiato e di affetto e di stima, verce, non cancio. E tutto perché? Perché sulla sua dimoralità tutto il paese la mette sotto i piedi. Amore, sei come un fiore che ha perdio l'odoro. Quasi, però. Scrivo un appunto di biglietto al mio amico Eusebio Di Cagliari, la quale mi potrà informare e calmare il mio nervo colpito. Sì, ha bisogno di prendere il toro per le corna a volte. Caro Cambarata, tanti saluti di mia famiglia, virgola, e così spero di te e della tua famiglia, virgola, in perfetta salute, punto. Di più mi porto a conoscenza per pregarti di un piacere, virgola, che sono questo 2 punti. La dinnamorata Peppetta, virgola, non sono qua, virgola, verce, si c'è trasportata a Cagliari, di cui ti prego snidare la mia rondinella pellegrina, virgola, che non so chi faccia bene o male. Di più ti mando i connotati, 2 punti. Naso discreto, morosina di faccia, ciglia nere, occhi fissi ma neri, capelli belli con la scringera di mezzo, un fiocco grande posizionato di testa, e che ne frangia bella presenza, che se la vedi ti piace pure. Guarda che ti riesce di notiziarti in qualche maniera, virgola, con la quale anche a nome mio ti ringrazio, mediante compenso del disturbo, punto. Di stinto salutio, virgola, Raffaele, tuo amico di Gua Maggiore, punto. 13 febbraio 1909, punto. Vieni! Ah, mamma che la cara! Io, Gesù, avvisa il
paga dei peni. Padrino non si può attaccare, intendi? Allora, mamma cara, impostatemi questa lettera. E Tannau? Impostatemi questa lettera. E adesso tratta un anno, tu comprendi? Ti sei cozziniera, ma te dannavo. E Tannau? E ci imbucai, gusta se la scelta in litra, Ampri che E che gli squatti. Ma sempre certando siete voi due, eh? ma quante stessa, trolliche. A sproposito a parte, ma mi hanno ritornato a fare di imballi a qua maggiore. Castia, può mancare a messa di domingo, ma torni a domingo punti come te alla grava, se che tanti mostri mi vedono, E di teatri li consiminano qua. Guarda, come a Palermo neanche la spuma. Bene, mi ricordo del teatro Massimo Grado come tutte le agiole di qua maggiore. Cosa bella di così, padre, eh? se roba se tengo migliori, due allora in buono. Lori no, i lori arrivano a fondo di coscia. Io dico gli spazi teatrali. Di che cosa? Gli spazi teatrali. Mi ricordo che davano Mefistofolo, La Troviata, La Forca dell'Intestino. Oh, mamma mia, non tu vuoi tu Un'altra opera che si chiamava Il Trovatoro e faceva così. Carpestre mio calafilo, i salva il trovatoro, a toro, a toro. Una filastrocca che cantavano le signorine con le cunezze cruse. Erano tutte piene di brefalli in mezzo alle cosce. E con le mani pigliate. Facevano una specie di girotondo, padre. Eccolo, te lo faccio vedere. Ecco. La Madama Giulia, quando si ne vaglia, alza gli occhi al cielo, farne un satiro. Poi farne un altro. Oh vabbè, fa la riverenza, fa la paratenzia, tutti giù, tutti su, dai un bacio a chi vuoi tu. Sa voci bene, vedi? Voi non siete una cosa, pittiviti o a suo voto a cario. Sauca che uso vai, vota tu, no? Ancora certando siete, Rissa da là. Vado, come sta andando? E tu, appropriato a Madao, io sono da mizzare più, Samma me ne pede da zecchi. il nostro drink di cazzo si può sciuparsi, che non giocare cade vai e prendi di mi stucco scigato sul carica. si vodi? E chi tu è? Ah, compare! Bengia, buongiorno. Senza sì, anda a cercare i fieri subito. Avanti si compra, e gira luego. Buongiorno signor Patacari. Oh, caro, carissimo figlioccio, che piacere rivederti. Ma ti trovo dimagrito, eh? Le femmine siciliane, eh? A proposito, che nuove mi porti dalla Sicilia, eh? Sedete. Le notizie le avrà sicuramente prese dalla Gazzetta. Disastri su disastri. Massina sparesse, arrasata la suola. Sì, sono richiami che ci manda il Signore per ricordarci che Egli è padrone di tutti noi. Avete proprio ragione, signor Potecario. Chi c'era come c'ero io. Niente hai visto e sentito di tutti i calori. A razza di filastrocca, di morte asciutta, di quelle macerie. Mi ricordo di una disventura disgraziata toccata ad una donna che ci aveva 2 frugolini così. Le era rimasta incasciata la gamba in un pezzo di muro, una specie di mobilio, un parastagiola. Che scena straziosa. E gli uomini e le donne correvano tutti spollinchi. Ce li ho fissi nella fisionomia. Già, povera gente, sono richiami del Signore per punirci dei nostri peccati e per ricordarci che Egli è il padrone di tutti noi. Avete proprio ragione, Pardino. Se fossi io Dio, farei anche peggio. Lei mi dovrà scusare se salto così di pallo in frasco, ma di quella ragazza sua serva Pepedda, che cosa ne è fatta? È partita. Sì, è partita a Cagliari con la madre, comare Caterina. Ma con la madre o puramente... Ma sì, proprio con la madre. È partita per fare delle compere, così, per comprare il necessario per le nozze. Anzi,
Anzi, giusto ora che mi ci fai pensare. Quando hai deciso di sposare? Sposare? Altro che sposare! Qui c'è roba di ramificante! No, caro figlioccio! Riposo. Ma come? Tu non puoi farmi questo, eh? E tu non puoi distruggere ora il tuo e il suo sogno. Proprio ora che era tutto pronto, tutto organizzato. Non aspettavamo che te, ora che ci sei. Ci sono e non ci sono affatto. Anzi, non ci sono proprio in questa questione. Sì, ma avrebbe voluto. Sarebbe rimasta cravata qui a fare i suoi doveri. Verce se n'è andata. Chi si vide sa vul. Che intendi dire? Quello che sa lei. Io? Sì. Io? Sì. Io so e posso testimoniare con assoluta certezza che Peppetta è persona degna della tua massima stima e meriterebbe ben altro trattamento da parte tua, Raffaele. Ti prego, torna in te stesso. Ma sì, ora capisco, sono le preoccupazioni dei beni materiali, le preoccupazioni economiche che ti preoccupano. Ebbene, se per questo non ti devi preoccupare, ci sono qua io. Padrino penserà a tutto. E così, la settimana entrante, potrete finalmente coronare il vostro sogno d'amore e unirvi finalmente, carnalmente, indissolubilmente in matrimonio. Che ne dici? Sei contento? Sì. Del resto però io faccio i miei passi pensandoci sopra, sa? C'ho ancora una specie di berrina. Però volevo dire... Cosa? Volevo dire che lei si preoccupa troppo e io pensavo che fosse quella che non era. No. Non ti preoccupare, Fieveddu, stai tranquillo. Anzi, ecco, se vuoi non parlare con nessuno dell'aiuto materiale che ti darò, nemmeno con i tuoi, Padrino penserà a tutto, d'accordo? Va bene. Arrivederci, Fieveddu, arrivederci. Il cappello. Il cappello. Grazie, Fieveddu. Arrivederci. E se non è vero quello che mi hanno raccontato? Tanto già non ce ne sono di bocca e tagliatrice a Guamaggiore. Però anche i pezzi grossi non sono farina di fare ostie. Basta, sono tormentato. Lara, vieni tu. E questo bottaccario itta tutto e si spapparotta. Si parlava di quella. Deve peta, no? E Zaras si cogliazzo. Sposare, tutte sposare. Altro che sposare. Se mi potessi picchiare dentro la testa di quella là per vedere quello che c'ha. E se quella mi ha tradito, come rimango io? Come un cravo? No, figlio mio, no, pensi a queste cose, ti fida di mamma. Certo che mi fido. Ascolta, Peppetta, e se ti non mi si può attaccare. È proprio per questo che c'ho la berrina. Nella botteccaria ci vive quel perdullario che enza di religione, adesso viene su sindico, Oh, sciadavetta. E se siete regota che è meglio creatura, e sa dire di gresia d'uomo, di uomo a gresia, e non ha fatto via per gli operi là, guru. Ti racconavo, tu sei ma tu che de coia di elassa, gli sagenti si scorri saucca, colpita che te non ti nasce. Ascoltate mamma cara, se faccio questo passo è proprio perché non me ne posso scredere. E poi, se non pongo a mente a mia mamma, a chi pongo a mente? Ah, la tabella, questa picciocca che si è fatta, che rapisi, figlio mio. Sei ingrassato. No. Porta quella strempa bianca, si arruglia come una rosa giricò. Mi pare di si pietro stappari. E sapparri du scandellobro sulla. E allora cacciamo la malinconia che la gente se la piglia a Napoli. Musica! La donna è mobile, qual spulma Alberto, murta d'argento, è di mestier, è di mestier, è di mestier. Va bene sta canzone. Otto, la vai che c'è su steli. Sta ripendo sa voce. Un telergama. Cosa vuoi tu? Questa arriva tutta frozza e viuso. Ah no. Grazie a Dio. Caro Cambaratta, ricevo e rispondo. Ecco le informazioni da me assunte. E chi è questo assunto? Si diva Gugano.
Una ragazza diciottenne, chiamata Pepetta da Gua Maggiore, trovasi qui in casa di una signora cagliaritana conosciutissima nella città. La tua compaesana convive e fa la signora con un giovannotto tutto azzimato e che ho saputo essere il figlio del vostro sindaco. Figlio mio! Che digava tutta, vai Vittacca che si muore giù più! Vai, potato! Vieni, non è la cita, papai! Asciutta sparastaggi, sono io scassetti! E te, figlia, non è la cita, papai, e tetti! Che strana desolazione! Testa desolazione! Bella, che cosa mi ha fatto? E t'ha fatto? E che si trova in pari con una femmina e con un maschio? No. Né sacco, né... Che io da me. No, non ci sacco, che non ci sia né di acqua né di datorici. Non ci sacco. Poi te... Salito da posto non si amava. E poi te ne era mio. Fatto che è correre di questo mondo. C'è un mondo da andare spivia per questo scatto su. Peppeggia. Cosa che vai pitti? Allogata. Pedri. Che capi s'arrunge di vai, dica di vai peso. Che succede? Che fai? Amo serrausi di una bessa amici. Ma Ni copai. Scusa di dannaccio. Su copai, dal rispetto come te che si sia cristiano. Magari non fai momenteria se li voglio su vai in drenti e lo strecco come te che rabuso. Assa mia vedo che vita fa papà, sta goia. Canto mi seu. Tu scitto, da su chi te non devo più da renesci, poi te che fu sentenziato. Beh, via vedo. Io andai dell'accara in l'accara, de monti in monti, da strada in piazza, bidda e batta. Pizza saccando nei sacattai, sa picciocca bella del suo circondario. Quando Dio si è cattata, di abiteu sei noi e fateu festa con tutta sa vita, 3 disi e 3 notti. Integlias? Poita Gesù Cristo innante morri e ha pronunziato questo sarcos poetos. Crescetti burro e timro tipicami. La vai, s'accostai, poi c'è di studiare s'andai. La vai, s'accostai, poi c'è di studiare s'andai. Gente bella, gente allutta, che la storia avete udita, con le mani la battendo, diteci se vi è piaciuta. La vai, s'accostai, poi c'è di studiare s'andai. Ricordai chi magari si sto studiando e piccoli e da mamma. Tu che non c'è nuda. Lo lasci perdere, signora Antioca, è un ignorante! No! E no è questo strozzo, manca gli hai di litterauso, non è su buono che callenta la su coro e sapete. Su sentito, si è sincero, poi su voi, onamente. Poi andavo segnando dopo e mancai a strocci e mancai non so prulenti di una rosa questa gente. La vai, s'accostai, poi c'è di studiare s'andai. La vai, s'accostai, poi c'è di studiare s'andai.
Poi prendi su Gerusanai, la vai, a Zakostai, la vai.